Da più di 30 anni mi occupo di Spumatizzati in Sicilia e siamo qui alla quinta edizione di Spumanti Italia. Una bellissima edizione organizzata bene per scoprire tanti prodotti autoctoni della nostra Italia. Come ho detto prima, da più di 30 anni faccio spumanti in Sicilia, una terra che oltre a fare buon vino ci permette di fare anche prodotti spumantizzati. L'avventura è iniziata prima sull'Etna con i prodotti autoctoni, diciamo il Nello Mascalese, che è quello più diffuso nell'Etna, fra l'altro fa parte della DOC Etna come spumante, e poi si è diffuso un pochino in tutto il resto della Sicilia. Che dire, è una terra in crescita tanto per il discorso della spumantizzazione, anche perché il mercato lo permette, è in evoluzione, c'è una grossa crescita, che c'è un aumento di più del 6-7% anno di consumo di bollicine. Tutti i prodotti si prestano alla spumantizzazione, più che prodotti oppure varietà autoctone internazionale. Il discorso è la zona, cioè di produzione. La zona logicamente la base spumante deve avere un equilibrio acido bene equilibrato e a questo punto ha bisogno di un'altitudine non indifferente. Dal 2019 ho iniziato un'avventura pure con la mia azienda, Spumantizzare del Nello Mascalese, nella zona di Sambuca di Sicilia, che è una zona collinata di circa 500-600 metri. Anche qua abbiamo avuto ottimi risultati nelle bollicine. È stato ultimamente premiato con una medaglia d'oro nel concorso nazionale Città del Vino. Il vino che presentiamo quest'anno a Spumanti Italia è il Nello Mascalese Giovinco, un metodo classico 36 mesi sui lieviti, esce brutti, non dosato. È una caratteristica che è un prodotto abbastanza longevole, che è da pronto a bere, che in un certo tempo da bere a tutti i pasti.